Eccoci mister, oggi una domenica per voi possiamo dire sfortunata da un punto di vista di risultato, 3 punti al Portogruaro, che però sugli spalti è sembrata una partita mai in bilico per il Portogruaro. Lei la pensa diversamente? Direi proprio di sì. Se questo è il Portogruaro che deve vincere una partita, mi sembra che ha fatto molto poco. Che dopo abbia giocato una buona partita, secondo voi, questo lo lascio a voi decidere. Io guardo quello che ha fatto la mia squadra e secondo me la mia squadra ha giocato un'ottima partita, non ha finalizzato le occasioni che ha avuto e secondo me qualcosina possiamo anche recriminare da parte del giudizio arbitrale. Sì, beh, voi avete sfiorato il pareggio in 2 occasioni nel primo tempo, non abbiamo visto bene il gol perché è stato un lampo, lei ce lo può descrivere? Beh, il primo gol, perché lei parlava di un'autorete? Il primo gol è un'autorete del numero 6, quindi agli annali riporterete questa cosa, perché così è stato. Nel tentativo di anticipo e di disimpegno di quella palla l'ha presa male e l'ha tirata sul possente. Ha qualcosa da rimproverare alla sua squadra? Hanno deciso gli episodi secondo lei? Beh, quello del rigore dell'autorete in maniera particolare, poi onestamente siamo un po' disuniti verso la fine, dopo c'è poco altro. Sì, concludendo, come prospettiva voi eravate terzi, l'obiettivo è sempre alto di ambizione? No, noi stiamo facendo un campionato al di sopra di quelle che sono le aspettative di tutti quanti. Ci siamo creati, secondo me, anche una struttura, una identità di squadra che sta mettendo in difficoltà molte altre squadre, quindi a questo punto sono estremamente contento di quello che hanno fatto i ragazzi fino adesso e sono fiducioso che finiremo bene queste prossime 5 sì, perciò bilancio positivo e campionato da promuovere tutti. Sì, noi siamo al di là di ogni aspettativa, per cui possiamo solo essere contenti di quello che abbiamo fatto finora. Grazie mister.